Presidente Vettori, questa è un'opera davvero di portata storica per il Comune di Treviso ma anche per ATS. Vogliamo spiegare perché è fondamentale poi per allargare la rete fognaria a tutta la città? È un'opera strategica che rappresenta anche un esempio di sinergia con il Comune di Treviso e che ha come obiettivo appunto di collegare la futura rete fognaria del centro storico di Treviso con il depuratore di Sant'Antonino, che è già in nostra gestione. Per far questo ci adottiamo di una tecnologia innovativa che è il microtunneling, che significa realizzare 5 pozzi di profondità di 9 metri e del diametro di 3, all'interno dei quali c'è una perforazione, lo si vede da quel disegno lì, da quella rappresentazione grafica, una perforazione del terreno a sezione compatta che ci permette appunto di arrivare in prossimità del centro storico di Treviso, passando però le interferenze del SILE, della linea ferroviaria e della viabilità pubblica del PUT, che era anche questo un po' il problema. Tutto questo limitando i disagi ai cittadini e soprattutto anche con un cantiere a basso impatto ambientale. Il costo dell'opera è di 2.700.000 euro e i lavori dovrebbero durare all'incirca 10 mesi. Ogni lavoro è difficile ma si può fare. Io devo dire che in questi 4 mesi al Ministero sono contento perché stiamo costruendo una bella squadra e stiamo sbloccando tante opere piccole e grandi che erano ferme da mesi, in alcuni casi da anni. Ho trovato opere i cui lavori sono cominciati negli anni '80 e quindi significa metterci energia, aprire fascicoli, studiarli, trovare soldi per progettazioni, esecuzioni e poi sostenere gli enti locali, i comuni e le regioni. In questo caso l'acqua è un patrimonio sempre più prezioso e quindi è la seconda volta in pochi giorni che vengo in Veneto per tutelare e proteggere l'acqua col canale di bonifica fra Verona e Vicenza per l'agricoltura e qua per dotare Treviso, che è una città straordinaria, di una rete fognaria adeguata, e settimana prossima faremo un'altra riunione cabina di regia sull'emergenza idrica per cercare di prevenire l'emergenza siccità della prossima estate. Oggi cominciamo un'opera fondamentale per il proseguio dello sviluppo della rete fognaria, perché colleghiamo con un collettore il centro storico al depuratore e quindi il prossimo passo sarà che anche il centro storico potrà vedere sviluppata la rete fognaria. Abbiamo fatto un salto dal 35% di cittadini allacciati al 60% in 5 anni, l'obiettivo è arrivare nel 2028 con l'80% di cittadini allacciati alla rete fognaria. Ricordo che anche grazie a questi investimenti siamo finiti tra le migliori 10 città europee per le politiche ambientali.